Roberto Relai, oggi possiamo dirlo, di fresca nomina, invernale, nuovo segretario del Partito Democratico, Unione Comunale di Piancastagnaro. Innanzitutto complimenti. Grazie. Per il futuro si stava parlando dietro le quinte, ci sarà tanto da lavorare, Roberto. Piancastagnario è un luogo, per me, il luogo del cuore. Io sono nato qui, sono sempre vissuto qui e credo che in questo momento noi dobbiamo con forza rilanciare un nuovo progetto per il Paese. Con forza significa anche ricostruire un luogo come quello che il Partito Democratico può offrire, dove le persone vengano, si sentano incluse, esprimano le loro idee, dicano le loro preoccupazioni, insomma ritornare a essere un unicum col Paese. In questi anni, per ragioni diverse, probabilmente questa, il nostro afflatto personale verso la cittadinanza in una qualche maniera è venuto a mancare. La mia candidatura a segretario, la ferma volontà di ricostruire un legame popolare con i cittadini di Piancastagnaro, in una forma aperta e inclusiva di tutti. Il PD, almeno il mio PD, sarà la casa di tutti coloro che vorranno esprimere un'opinione, che hanno un'idea, che vogliono venire a fare politica, che vogliono costruire un percorso, che vogliono parlare delle loro cose. Ecco, questo ritorna a essere una casa di vetri, una casa aperta, una casa che include tutti, dentro ovviamente quei valori della Costituzione, della solidarietà, della giustizia che il centro-sinistra in modo largo porta avanti da sempre. Il PD, entriamo un pochino subito, so che è una persona concreta e innanzitutto mi sembra di ascoltare alcuni concetti già espressi con esperienza nelle passate elezioni amministrative. Io, Marco, sono sempre stato dello stesso avviso. La sinistra e il centro-sinistra senza un cambiamento profondo, un rinnovamento profondo non è. E cioè la sinistra deve investire sui giovani, sulle nuove potenzialità che il Paese può offrire. Guardate, vi dico che nella mia relazione congressuale questo è stato il centro della mia azione e di quello che io ho proposto ai compagni e agli amici del PD. Ecco, io ho proposto un percorso di totale cambiamento e rinnovamento dentro il circolo di Piancastagnaro. Devo dire, e questo mi fa molto piacere, l'intero gruppo dirigente che si era dimesso 3 anni fa dopo l'epilogo delle elezioni amministrative ha accettato con entusiasmo questo progetto, lo ha proposto, lo ha condiviso e questo, permettetemi di dire che almeno da parte mia lo ritengo un gesto di grande altruismo verso il Paese e verso il Partito Democratico. Questo ci permette il rilancio complessivo di una nuova classe dirigente, prima di tutto politica. Non mi interessa in questa fase di parlare di elezioni amministrative, ci arriveremo, ci sarà l'occasione. Nella mia relazione ho detto anche che io credo che si debba costruire un centro-sinistra largo, nuovo, costruito non sulle targhe di partito ma sulle competenze, sulle capacità, portare persone che sono espressione civica di spaccati reali del Paese, delle contrade, della pelletteria, cioè andare a prendere con un rapporto di grande internità i problemi che stiamo affrontando, però ricordandoci un fatto, probabilmente Piancastagnaro in questa fase è un nano politico, ma è un gigante economico e questo noi dobbiamo rivendicarlo con forza a Piancastagnaro, specialmente fuori da Piancastagnaro. Il PD, ricordiamo, abbiamo toccato il tema, guardiamo al futuro ovviamente, però parlando di oggi non ha neanche rappresentanti all'interno del Consiglio Comunale come iscritti. Il PD deve innanzitutto ricostruire un progetto. Io intanto ringrazio Anna Sacchi e Alberto Venier per il lavoro di opposizione che stanno svolgendo anche in condizioni a volte di agibilità difficile. È evidente, bisogna accettare che all'interno del Paese ci siano opinioni diverse. Per noi è anche il sale della costruzione della proposta di governo. Probabilmente c'è una certa difficoltà di relazione e di costruzione con chi governa in questo momento il Paese, ma d'altronde a noi cittadini ci hanno collocato all'opposizione, noi facciamo il nostro. Io credo che stare lì, evidenziare alcune riflessioni, sottolineare, proporre, perché guardate, ci sono state anche da parte di Anna e di Alberto molte proposte positive che
Probabilmente per la loro collocazione in Consiglio Comunale non sono state accolte. Ecco, noi chiaro che si parte da qui per provare a costruire un progetto molto più ampio e molto più ampio del PD. Allora, due elementi: giovani, tornando un po' all'inizio del nostro breve incontro, ed esperienza. Su questi due elementi, Roberto Renai, e soprattutto la valutazione, perché il PD, accendiamo la televisione, ma credo che a Castagnario sia molto diverso, no? Rispetto alle tante sfaccettature che sta avendo. Ma il PD di Piancastagnario, devo dire, ha affrontato questo congresso con grande serenità. A detta di tutti, con la sottoscrizione di tutti, ero candidato unico. È stata una bella discussione, una ricca discussione, tra l'altro portando a contributo due elementi molto importanti. C'è stato un contributo di una piattaforma di come intendiamo noi ricostruire la Lamiata in quanto tale, quindi che non si ferma solo al ragionamento di Piancastagnario, ma che parla di una centralità della Lamiata dopo la caduta delle province, come dire, il momento di grande disperazione, l'efficienza relativa delle unioni comuni, insomma riragionare progettualmente quale sia la vocazione della Lamiata e quali servizi si possono pensare per la Lamiata nel prossimo futuro. E un altro documento relativo alla condizione sulla geotermia. Io credo che sia stata una buona e serena discussione. Da questa serena discussione noi dobbiamo portarci avanti. Portarci avanti col lavoro significa questa volta non costruire un processo solo di natura giovanilista, che probabilmente in termini della durata e della continuità potrebbe mostrare qualche elemento di non tenuta, ma ragionare non di novità generazionale, ragionare di novità in quanto tale. Non conta l'età delle persone che verranno qui e proporranno le loro idee e parteciperanno con noi a questo percorso. Conta, come dire, la freschezza delle idee, la capacità di raccontare qualcosa che in questi anni non è stato detto, il contributo. Quindi noi accetteremo tutto, perché da queste solitudini si ricostruisce una comunità. Noi vogliamo ricostruire una comunità che in questi anni, purtroppo anche con le vicende geotermiche, con altre vicende, i pozzi sono stati avvelenati, c'è quest'idea sei con me o sei contro di me. Ecco, noi vogliamo superare tutto ciò, noi vogliamo ritornare a ragionare dei temi, non di chi li porta, cioè un ragionamento che rimette al centro i bisogni, chiunque e qualunque si sia. A proposito di geotermia, proprio sabato c'è stata una manifestazione, circa 300 persone hanno partecipato, una voce che viene insomma, da comitati che sono contro questo tipo di geotermia, almeno contro questo tipo di geotermia, quella che viene chiamata ad alta entalpia, insomma le centrali che siamo abituati a vedere nella zona di Piancastagnario e di Revalle, in generale sulla Lamiata. Qual è la posizione a riguardo? La posizione del Partito Democratico fu la posizione che portò in evidenza la via di PC6, che in grande solitudine da qualche anno, in mancanza di voci critiche, era venuta fuori a Piancastagnario. E noi nella nostra iniziativa del 30 maggio portammo con forza un no a un metodo che non ci convinceva. Inoltre c'è anche da parte nostra, come dei comitati, una grande preoccupazione di tutti i permessi di ricerca e di cosa si intende fare della geotermia dentro questo territorio nei prossimi anni. Tra l'altro noi nella costruzione dell'accordo del 2007, quello famoso accordo geotermico, eravamo in una condizione quasi di ricatto, avevamo una centrale senza battitori come PC2 che scaricava direttamente sul paese, Enel Green Power che era 4 anni che avrebbe chiuso PC2 ma con un termodotto che mandava avanti la situazione occupazionale a Floramiata. L'accordo arrivò in un momento in cui, ricordo a tutti, dopo la trasformazione del titolo quinto, le deleghe nazionali dell'energia passarono alle regioni. E in quella fase storica noi riuscimmo a ricostruire una relazione che fino ad allora era con un monopolista dentro il nostro territorio che, come dire, poteva o non poteva accettare un confronto con le popolazioni residenti. Ecco, quell'accordo è stata una svolta.
Io considero quell'accordo un punto di partenza, non un punto d'arrivo di una discussione, perché in parte l'accordo è stato anche disatteso, cioè mi riferisco alla parte del miglioramento degli abbattitori che era descritta nell'accordo. Quindi per noi che cosa significa? Significa che noi avevamo raggiunto con Green Power un assestamento della produzione a 60 megawatt. Esattamente. E Green Power, siccome è uno che fa produzione, chiaramente un'azienda privata che fa i propri interessi, ha pensato bene, non so, ragionandola con chi, non certo con noi, e questo lo dice in modo chiaro il Consiglio regionale, perché nonostante la mozione non l'abbiamo proposta noi, passata in Consiglio regionale grazie agli emendamenti al voto positivo di tutto il gruppo PD. Guardate, questo io credo non fosse scontato. Devo anche ringraziare con forza Stefano Scaramelli e Simone Bezzini che hanno portato le istanze di questa comunità fino in regione, le hanno difese con le unghie e coi denti, arrivando al successo del risultato che abbiamo colto tutti insieme. Il punto è che cosa si vuole fare di questo territorio e anche le condizioni di monitoraggio che si stanno svolgendo in questo momento di Invetta, ricordo a tutti che sono parte dell'accordo del 2007 e parte della sanità, esatto, l'Agenzia Nazionale della Sanità che sta svolgendo un'indagine epidemiologica molto molto importante. Quelle risorse sono parte delle risorse derivanti dall'accordo del 2007, perché per noi la condizione principe era conoscere la situazione della salute all'interno dei nostri territori, e dentro però questo tipo di proposta noi dovremo arrivare alla definizione precisa di questa indagine epidemiologica, e per noi, come dicevo, i 60 megawatt erano l'accordo finale che si sarebbe raggiunto da qui al 2024, perché noi allungammo anche le concessioni di alcune centrali per arrivare al 2024, dove la nostra ipotesi era di costruire una gara europea per la gestione, perché noi ritenevamo che si dovesse implementare e migliorare l'impatto paesaggistico e migliorare e implementare le nuove tecnologie in Campania. E quindi rivolgersi anche ad altri interlocutori, altre imprese. Devo dire, noi con i comitati l'unico elemento che ci accomuna è la preoccupazione in questo momento, perché noi non abbiamo aderito a una piattaforma che era no a tutte le geotermie. Io non credo che questa possa essere, come dire, una piattaforma riformista, una proposta di governo per il Paese, però è vero che siamo preoccupati. Ho letto che l'avvocato Beatrice Pammolli, in conclusione della propria intervista, ha detto ci aspettiamo delle risposte all'amministrazione. Ecco, da questo punto condivido anch'io, aspettiamo delle risposte all'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale attuale appellò sia per quanto riguarda PC6 che anche Poggio Montone al mandato del suo no, attraverso sulla prima 11 osservazioni contrarie e sulla seconda 9, se ricordo bene. Come valuta il PD di Renai la posizione del Comune, che intanto il teleriscaldamento è quello alle nostre spalle, alla zona artigianale della Rota è stato approvato un po' il progetto, un po' per tutto il Comune. Cerchiamo di fare il punto. Facciamo il punto su questa situazione. Noi dopo la nostra iniziativa di maggio e dentro il Consiglio Comunale che si svolse per dare il parere di via sulla centrale PC6, proponemmo una mozione politica da parte della consigliera Anna Sacchi. Il sindaco allora ci rispose che l'avremmo discussa più avanti. Noi aspettiamo ancora che il sindaco calendarizzi la posizione politica del Comune di Piancastagnaro, che non è una posizione di natura tecnica che è stata fatta, probabilmente, io non lo so, qualche malevolo sostiene tutti i punti superabili. Io questo non mi sento di condividerlo. Io credo che dal punto di vista tecnico la valutazione è stata inviata. Noi aspettiamo una risposta politica di questa comunità, di che cosa si intende fare in futuro. Il progetto della Rota è portare a termine un progetto fatto a suo tempo dal sindaco Almiarelli e da Enel Park. Bene, benissimo. Per quanto riguarda la questione del termodotto che arriverà a Viale Gramsci, io credo che noi qualche riflessione la dovremmo fare.
chiaro che il sindaco risponde a una simbologia che è stata alimentata per 30 anni, anche da noi all'interno di questo comune, quindi in una qualche maniera stuzzica quella voglia di riuscire a fare questa impresa. Però, c'è un però, io evidenzio 3 punti. Il primo, il termodotto per Framiata doveva essere di una società pubblica e gestito da una società pubblica il Comune Piancastagnari, perché per tutti noi quello era il volano dello sviluppo. Poteva dare calore a Floramiata, ma poteva dare calore a tutta un'altra serie di attività economiche che si sarebbero insediate e che sono in questo momento insediate a Casaleccorto. A oggi continua a gestirlo Eni, manca la società pubblica. Stessa cosa si può dire per il termodotto. A Santa Fiora i costi sono molto alti, a Pomaranci i costi sono molto bassi. A Santa Fiora c'è una società privata, a Pomaranci c'è una società pubblica. Prima del progetto bisognerebbe costituire anche la società. Oltre che la costituzione della società, mi permetto di sottolineare un fatto. Aziende dei servizi, per esempio, non cito quella che io sono vicepresidente, cito Estra, quando fanno la metanizzazione fanno dei precontratti di allaccio, quindi vanno da tutti i soggetti presenti nella via e dicono quanto costa allacciarsi, quanto costa il servizio e da lì fanno un piano economico industriale. Questo non c'è in questo momento. C'è un fatto che 2,5 milioni che erano stanziati in regione da ormai 10 anni, diciamolo, tranquillamente non si sono trovati ora, erano lì per il riscaldamento di Piancastagnari. Pensate che Monterotondo ne ha avuti 8 invece che 2,5, e i 2,5 milioni di tassazione, quindi di contributo dell'amministrazione comunale, cioè 5 milioni in questo momento saranno in grado di garantire solo e soltanto Via di Gramsci. Paese un po' più lungo, un po' più largo. Insomma, io dico, il sindaco Agino ha buttato il cuore oltre l'ostacolo, questo da parte mia, io glielo riconosco, e però bisogna costruire un vero e proprio progetto industriale. C'è questa ultima questione che mi dicono delle luci a LED, che sembra che non si riesca a fare il collaudo a questo impianto, che questo impianto non tiene. Ma io questo non lo so, mi viene detto, e quindi, come dire, prendetelo col beneficio del dubbio. Certo, approfondiremo. Il fatto è che il collaudo non si sta verificando e mi dicono che per realizzare questo collaudo ci vorranno ulteriori risorse, perché una parte progettuale, che è quella relativa ai tracciati elettrici, non tenga questo voltaggio. Io questo non lo so, però nel momento in cui questa cosa verrà fuori, io ricordo anche la petizione che molti cittadini sottoscrissero e Anna portò in consiglio comunale, fu vista con occhi malevoli dall'amministrazione. Ecco, io dovessi dare un consiglio a Bagaggini: bisogna avere cura di tutti. Tra l'altro, se nel programma elettorale si dice che è il sindaco di tutti, bisogna che sia il sindaco di tutti, e quindi se qualcuno non la pensa come lui, io che faccio parte del Partito Democratico gli dico: democraticamente accetti il dissenso. Vabbè, okay. Questi sono, tornando alla gestione del riscaldamento, nel Consiglio Comunale fu annunciato anche la partecipazione, c'è una gestione completamente diversa rispetto a Santa Fiora. Credo che insomma questa è una cosa risaputa, con anche una gestione praticamente più comuni fanno parte di una società che poi riporta un po' per l'abbattimento dei costi, quindi il controllo diretto da parte del comune. Attenzione, questo è stato un annuncio, poi vedremo se è una società per azioni e quante azioni detiene il Comune Piancastagnari, se è un SRL, cioè la natura della società garantisce i cittadini. Il discorso di prima che faceva era prima per me è una questione per me è una questione di natura tecnica. Quando leggerò le carte, quando verificherò le condizioni, la natura della società, potrò dire sì, questa è di totale controllo pubblico, no, questa è ibrida, questa è promiscua. Insomma, io credo che c'è da definire questo progetto, è in fase di definizione e siamo, per ora al valore simbolico, poi vediamo la sostanza, valuteremo senza pregiudizi.
Per concludere, questa è la prima puntata di Usurto e Renai. Qual è la direzione che vuol dare Roberto Renai al PD di Castagnaio? Si è parlato di rinnovamento, dell'idea giovane, dell'idea innovativa, della serie diamoci un po' una mossa, questo un po', se ho capito bene, conoscendosi anche personalmente, però c'è una linea. Il PD a livello nazionale ne presenta molte. Qual è la linea? Noi intanto nei prossimi mesi che può dare del Partito Democratico, Certo. Nei prossimi mesi saremo chiamati alle elezioni politiche, quindi pensiamo di fare alcune iniziative qui per valorizzare quello che ha fatto questo governo in una fase di grandissima difficoltà economica e raccontare qual è la nostra idea del paese, cioè qual è la nostra idea dell'Italia di domani. A Piancastagnaio che cosa vogliamo fare? Vogliamo costruire un percorso dove il PD con generosità si metta a disposizione di un contributo civico che noi chiederemo a questa comunità. Noi ci mettiamo a disposizione, abbiamo degli elementi di selezione delle candidature che sono le primarie, tutti coloro che vorranno partecipare saranno liberi di partecipare a questo percorso, come dicevo, purché si riconoscono i valori del centro-sinistra. Noi abbiamo composto in questo momento un esecutivo a 3, io, il vice segretario Alessandro Guerrini, ragazzo giovane, laureato, ragazzo secondo me che ha un grande potenziale, e Maida Paganini che fa la tesoriera. Ecco, ci siamo dati come obiettivo la prossima primavera per fare una conferenza d'organizzazione. Questo per fare cosa? Per rinnervare il PD di tutto un gruppo dirigente giovane che sia in grado in qualche modo di guardare con gli occhi nuovi e portare avanti con nuove energie e nuove risorse questo partito nel XXI secolo. Bene, allora, un bocca al lupo. Grazie. Spero di essere all'altezza, che il compito è molto impegnativo. Parlava di primavera, oggi è metà novembre, sta già nevicando a Piancastagnaio il sole miale. Bene, perché almeno quest'altro anno si beve, perché sennò non si beve. Ecco.